Giovedì 12 gennaio si è svolta la prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi all'interno della sala consiliare del Comune di Sora. I 17 ragazzi eletti in rappresentanza degli alunni delle scuole secondarie di primo grado cittadine hanno ottenuto il sostegno dei loro compagni dopo una entusiasmante campagna elettorale. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro del consigliere delegato alle politiche giovanili Francesco Monorchio e la consigliera delegata all'istruzione Francesca Di Vito, che con il sostegno e l'appoggio del primo cittadino Luca Di Stefano hanno riportato in auge questo progetto di alto senso civico e responsabilità. È davvero una grande soddisfazione perché ci siamo impegnati tutti come squadra affinché questo, che era un obiettivo programmatico, venisse al più presto realizzato, e così dal primo anno utile a disposizione i ragazzi potranno finalmente ritornare in campo grazie a questo importante strumento che purtroppo era stato per 3 lustri abbandonato, ma adesso grazie a questa nuova linfa c'è voglia di ripartire, voglia di riavvicinare questi ragazzi a quella che è la vita amministrativa, uno scollamento che purtroppo anche a causa dei social è diventato sempre più inevitabile, ma che con questo Consiglio dei Ragazzi cercheremo in qualche modo di ricucire quello che è questo distacco che si era creato, affinché i ragazzi possano avere un primo contatto con quella che è la macchina amministrativa e, diciamo, perché no, in futuro non solo essere i nuovi protagonisti della vita politica della città, ma eventualmente, quando vedono qualcosa che non va, essere anche un po' più clementi nei nostri confronti, perché appunto la burocrazia è tanta e quindi, come ci sono dei pro ci sono dei contro, e questi ragazzi sicuramente impareranno tanto da questa esperienza dal profondo senso civico nonché umano. Per noi è stato un grande onore entrare nelle scuole e avere il placet di tutte le dirigenti e delle insegnanti e la bellezza e lo stupore che hanno mostrato per questo progetto che noi gli abbiamo proposto. I ragazzi sono stati fantastici in quanto in prima persona hanno fatto da soli slide, hanno fatto una campagna elettorale davvero competitiva, e per noi questo è stato un motivo di vanto e di orgoglio, perché li riportiamo al centro della loro città con i loro progetti, che speriamo in futuro portarli a termine, perché il nostro intento è proprio quello. Dove noi non arriviamo ci sono loro che ci danno delle informazioni che con i nostri occhi non vediamo, e loro invece sono presenti, e noi vogliamo stare come sempre vicino ai ragazzi e ai giovani. È una bellissima iniziativa, un'iniziativa che già nei tempi dell'opposizione richiedevamo, per far sì che appunto si cominciasse a partecipare sin da piccoli alla vita della nostra comunità, e quindi oggi nel giro di un anno siamo riusciti a ristituire di nuovo il Consiglio Comunale dei Ragazzi grazie al grande impegno del consigliere delegato alle politiche giovanili Francesco Monorchio e il consigliere delegato Francesca Di Vito. È stata una bellissima giornata con tanti ragazzi, tanti bambini che hanno cominciato a percepire quello che significa far parte di una comunità, quindi tante saranno le iniziative, tante le loro e anche le nostre, quindi saremo nelle scuole proprio per ricreare quel rapporto tra istituzioni e ragazzi che mancava in questa città. Essendo noi amministratori giovani, vogliamo dare la possibilità anche ai più giovani di entrare a far parte a 360 gradi della nostra città. Particolarmente emozionata per l'importante ruolo che i suoi compagni le hanno affidato, Giulia Porretta, la prima delle 3 prime cittadine junior a ricoprire il ruolo di sindaco. È una bella emozione essere qui oggi, perché sono davvero entusiasta, so che è una grande responsabilità, ma sono fiduciosa nel lavoro di tutti i consiglieri e nel mio personalmente. Ringrazio soprattutto chi mi ha eletto, perché ha riposto fiducia in me, per l'appunto, e sono molto contenta di essere qui oggi. E mi piacerebbe migliorare Sora e avvicinare i ragazzi alla cultura piuttosto che allontanarli come sta succedendo, quindi credo molto in un principio di cittadinanza attiva
e di avvicinare per l'appunto i ragazzi a quello che c'è anche dietro le quinte di tutta l'organizzazione che c'è dietro una città che si muove. La seduta si è aperta con i saluti del sindaco di Stefano, seguiti dalla convalida degli eletti e la consegna della fascia al sindaco junior. A seguire l'elezione a scrutinio segreto del presidente del consiglio comunale. Alla terza votazione è stata eletta Greta Iarusci, che ha ringraziato tutti e dato lettura del quarto punto all'ordine del giorno, per poi proseguire con i lavori del consiglio comunale.